Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle persone che entrano in alcuni gruppi della mano sinistra e poi non si rendono conto dove sono andati a finire. Bene, ma prima di iniziare il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi nel canale YouTube di Ildegare, nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venire a dare una sbirciatina nei gruppi Facebook dove chiaramente saremo felici se vi iscriveste, e anche in Telegram. In Telegram trovate qui sotto il link per poter accedervi come tutti gli altri, anche dei gruppi di Face, e chiaramente il lunedì sera il Legale Marietto Veneziano qua attivati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati, siamo più di 180. Naturalmente l'entrata, come già detto, è gratuita e se venite vi mettiamo giù il tappeto rosso. Se avete problemi a entrare, chiaramente chiedete a Mias, che è sempre disponibile ad aiutarvi. Bene, parliamo un po' di queste persone, di questi soggetti che gestiscono questi gruppi della mano sinistra, che sono vestiti da agnelli ma che in realtà dentro sono lupi. Di solito la struttura è piramidale e queste persone prima di tutto sono, come si dice, un po' carismatiche, nel senso che hanno qualcosina in più degli altri, però sono i capobranco. Però chiaramente non è che fanno le cose gratis e roba del genere, prima di tutto perché il loro scopo è quello di sentirsi foraggiare l'ego, e quindi di conseguenza questo ego che gli è stato costruito nel cammino di strada facendo, no? Devono alimentarlo. Ma chi è che lo alimenta? Lo alimenta alle energie vibrazionali dei corpi sottili delle proprie, tra virgolette, vittime. E chi sono queste vittime? Sono tutti quei buontemponi che entrano e pensano che se vengono inizializzati ai loro gruppi e vengono magari marchiati con dei sigilli e quant'altro anche dico a livello sessuale, la cosa diventa importante per loro. Magari perché hanno dei gruppi con tanti iscritti, si fanno un po' affabulare, un pochettino, come si dice, non dico plagiare, ma almeno restano abbagliati da questi gruppi grandi dove questo amministratore spara 2, 3 e anche 4 favolette, per non dire altre cose, e poi cadono dentro la rete. Anni fa mi ricordo che la prima volta che me ne parlò, perché io non credevo che ci fosse stata tanta gente così ingenua, ne parlò una grande veggente e mi disse che questo tizio qui, ad esempio, lei parlava di quel tizio che aveva conosciuto, in astrale poi andava di notte a violentare le sue vittime ignare, no? Quindi, cari amici, occhio a chi entra in questi gruppi a dire troppo di se stesso, magari ascoltare tanto per vedere cosa esiste nel mondo della mano sinistra, ma lontano, perché questi poi, visto che sono come si suol dire, a struttura piramidale, chiunque voi contattate oltre al master, oltre al negromante, chiaramente andrà a riferire tutto al negromante, perché è una struttura, sono delle strutture estremamente piramidali, no? E quindi ognuno vuole il loro gregge da spolpare, da vampirizzare. In altre parole, sono dei vampiri negromantizzati, che cercano sempre nuove vittime, no? Magari sembra che diano magari sigilli vibrazionali, sembra che prendano sotto la loro ala per proteggere queste persone, ma nella realtà sono dei poveracci che cercano di scimmiottare, come si suol dire, la negromanzia. Forse l'egregora che hanno creato, e dico forse, al di là che andranno sicuramente in basso astale, ma forse questa egregora che hanno creato effettivamente qualcosa farà proprio per schiavizzare queste persone sempre di più. Quindi, cari amici, lontano da questi gruppi mix esoterici, mix satanici, che non si capisce bene da che parte tirino, perché poi dopo, come si suol dire, alla fine scimmiottano. Lontano da anche chi vi ha partecipato, perché chiaramente queste persone ormai hanno dentro l'egregore. Quando uno entra in queste egregore, l'egregore è solamente sdraiato e ti fa uscire,
e quindi la vita di quelle persone che sono entrate in questi gruppi, questi fantomatici gruppi, sicuramente avrà un brutto risveglio. Brutto risveglio perché a un certo punto l'egregore è anche più forte del fondatore. Bene cari amici, lontano questi soggetti perché ne ho sentiti tutti i colori nel mio percorso esoterico e so che fanno più danni che utili. Bene, detto questo, il vostro Marietto vi ringrazia di avermi ascoltato fino a qui, vi chiede se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale Il Degare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!